Buon pomeriggio, ben ritrovati, edizione straordinaria e lo sapete oggi insomma giornata importante per gli studenti, primo ed unico giorno di esame della maturità e dunque è iniziata questo esame che sicuramente passerà alla storia, un esame della maturità post-Covid, mascherine sul volto prima di entrare, poi le toglievano quando entravano in aula e gel, e ovviamente la sanificazione delle aule. E non solo, però, parlando sempre di scuola, il governatore Luca Zaia oggi nella conferenza stampa ha parlato anche delle linee guida per gli studenti che rientreranno a scuola. Invece a settembre, dice, divulgheremo le linee guida relative alle scuole che sono fondamentalmente quelle della conferenza delle regioni, che sembrano accettate in buona parte dal Ministero della Pubblica Istruzione. Lo facciamo, ha proseguito, perché riteniamo che sia corretto rendere edotta la comunità sul lavoro svolto, che ha visto il Veneto capofila tra le misure che Zaia ha definito sostenibili, i varchi all'inizio delle scuole, l'obbligo di indossare la mascherina fino all'arrivo al banco e non durante le lezioni, tranne che per gli spostamenti, 2 metri quadri di spazio vitale tra i banchi come distanziamento, cosa che sicuramente aprirà lo scenario. Poi sul tema delle dimensioni delle aule, la distanza dall'insegnante sarà invece di almeno 2 metri, e sulla ricreazione ha chiarito una delle alternative è farla per quanto possibile in loco per evitare gli assembramenti. Ovviamente adesso tutti attendono di capire se queste saranno le linee guida e soprattutto la data certa in cui si entrerà, insomma, quando gli studenti quindi rientreranno a scuola. Ed oggi abbiamo fatto un po' il giro nelle città per vedere come stava andando invece questo esame di maturità, questo nuovo esame di maturità. Preoccupazione, emozione ovviamente da parte degli studenti, sia perché hanno rivisto gli insegnanti, sia ovviamente per l'esame, ma anche perché poi si sono hanno rivisto i loro compagni che non vedevano da tempo. Noi siamo andati quindi a Padova, vediamovi lì com'è andata. Speriamo bene, insomma, è stato molto strano. La cravatta gialla, la giacca per l'occasione. Quest'anno però il sorriso dei maturandi è nascosto dalla mascherina. La maturità 2020 nell'era Covid al volto di Giovanni e Giulia. Eccoli all'uscita del liceo classico Tito Livio dopo il lungo colloquio che segna la fine del loro percorso scolastico. È andata bene, un po' di agitazione all'inizio, però in realtà tutto regolare, più semplice del previsto, ci hanno abbastanza messo a nostro agio. L'emergenza sanitaria ha ridotto le prove ad un'unica discussione alla presenza della commissione interna che, rispettando le distanze di sicurezza, ha ascoltato i ragazzi che dovevano arrivare a scuola 15 minuti prima dell'inizio della prova. Poteva essere presente solo un accompagnatore. È iniziato con la discussione dell'elaborato sulle materie di indirizzo, quindi greco e latino, poi la discussione su un testo di italiano e la parte, possiamo dire, pluridisciplinare, in cui mi hanno fatto molte domande di varie materie. Insolito ritornare in classe dopo mesi di didattica a distanza senza aver salutato i compagni e con le tradizionali feste in Prato della Valle. Questa è capitata, questa abbiamo fatto, però sì, il rimorso c'è senza dubbio, anche non aver fatto la notte prima degli esami con i miei amici. Il rimpianto no, perché secondo me anche con questo tipo di maturità siamo riusciti a dare quello che si aspettavano e l'anno è andato come è andato. Fortunatamente ci sono state delle cose belle nel primo periodo e poi vabbè, ovviamente è andata così, però sì, si apprezza quello che è arrivato. L'importante è aver finito adesso. Esattamente. Insomma, per alcuni è finita la maturità ed ora iniziano una nuova pagina della loro vita. Invece domani ovviamente ricomincia per altri studenti ovviamente la prova della maturità, che ricordiamo è un'unica prova. Ci colleghiamo subito con Marzio Favero, sindaco di Montebelluna, che lo vedo già nello schermo. Buon pomeriggio, sindaco. Buon pomeriggio a voi. Insomma, un commento proprio su questa maturità che è iniziata, studenti che oggi 8 in punto, 8:30 sono entrati in aula per questo esame sicuramente diverso, un esame di maturità che rimarrà davvero nella storia.
esame di maturità che rimarrà nella storia, ma io credo che paradossalmente possa essere anche l'occasione giusta per una riflessione sulla natura stessa dell'esame di maturità, perché diciamocelo, è uno spauracchio intergenerazionale, no? Allora io dico, gli studenti vengono valutati per 5 anni da un gruppo di insegnanti. Alla fine di questo percorso si pensa di soppesare il valore degli studenti o della loro preparazione con 2 o 3 prove, 2 scritte e una orale. Allora forse l'esame di maturità va demitizzato, credo che l'emergenza Covid abbia correttamente portato a una soluzione più leggera, ma la vera valutazione, quella che conta e che attiene alla formazione che realmente hanno acquisito gli studenti, è fornita dagli insegnanti che hanno avuto la possibilità di seguirli per anni, e quindi cerchiamo di non dare troppa importanza all'esame di maturità. È molto più importante il percorso che gli studenti hanno fatto in 5 anni nelle loro scuole superiori. Ecco, Sindaco, invece in discussione ancora sono le linee guida per gli studenti che dovranno tornare invece a scuola. Non so se ha sentito oggi il presidente Zaia, ne ha elencate alcune che insomma per qualche preside insomma è preoccupato, dice la distanza va bene dall'insegnante sarà di 2 metri, però ad esempio 2 metri quadri di spazio vitale tra i banchi come distanziamento, e ovviamente si apre poi lo scenario sul tema proprio delle dimensioni delle aule. Allora, credo che se Zaia suggerisce queste linee guida è perché si è confrontato col suo tavolo di lavoro fatto di esperti. Allora, non dimentichiamo che il virus tende ad essere molto aggressivo con le persone anziane o immunodepresse. Si è capito anche che è un tipo di virus che produce trombosi. Allora, è una parte di popolazione che è esposta, è opportuno seguire regole, l'emergenza non è passata, ma si tratta soprattutto di conservare quegli accorgimenti che oggi dovremmo considerare come stile di vita ordinario finché non sarà passata la pandemia o non verranno trovati dei vaccini utili. E in questo senso trovo ragionevole quanto viene proposto, ovvero sia negli spazi comuni gli alunni è bene che si muovano con la mascherina, all'interno della classe ognuno deve avere 2 metri quadrati a disposizione tra banco e spazio limitrofo, 2 metri di distanza dall'insegnante, che non possiamo condannare a portare la mascherina durante la lezione, perché la mascherina quando si parla diventa un oggetto difficile da portare, induce ipossia, carenza d'ossigeno, e quindi io penso che poi vi sia una responsabilità collettiva anche da parte delle famiglie, e quindi l'ambiente della scuola, se gestito correttamente, può essere occupato di nuovo per le attività didattiche senza correre troppi rischi. Non dimentichiamo che l'esperienza fatta con la scuola a distanza è stata sì utile, ha superito una situazione d'emergenza, però non è una modalità che possiamo far diventare ordinaria. Ricordo quanto ha scritto un grande filosofo, Lyotard, per conto del governo canadese, che alcuni anni fa gli aveva posto la domanda: ma le nuove tecnologie possono sostituire le lezioni frontali dirette? La sua risposta fu no, possono essere complementari, utili in alcune situazioni, ma nulla può sostituire la lezione che vede un insegnante parlare con i propri alunni, perché alle volte una semplice occhiata, una sottolineatura, il tono della voce fa capire quale parte del discorso sia importante e da tenere in considerazione come chiave di interpretazione per tutto il resto. E quindi è bene che gli alunni tornino in classe. Ecco, Sindaco, lì a Montebelluna vi siete già organizzati, quindi attrezzare le scuole insomma, per il rientro a settembre? Allora, dobbiamo distinguere 2 livelli. Il primo livello è quello dell'organizzazione delle attività didattiche, e questo pertiene per competenza alle scuole stesse, che godono di un'autonomia ma rispondono al Ministero della Pubblica Istruzione, non al Comune. Il Comune deve garantire che gli spazi siano igienizzati, e ci stiamo attrezzando per questo, deve garantire che il trasporto pubblico scolastico avvenga con criteri e modalità tali da assicurare in ogni caso la sicurezza, e via elencando. E dobbiamo anche assicurare che vengano rispettate le nuove indicazioni per quanto riguarda per esempio la gestione delle mense, per cui si imporrà l'uso del monopasto e via elencando.
Siamo qui per collaborare con le scuole, d'altra parte lo stiamo già facendo adesso, perché dopo mesi di isolamento degli studenti anche le scuole avvertono l'esigenza di organizzare delle attività estive. E quindi con l'assessore alla pubblica istruzione Borgia, con l'assessore al sociale Romeo e con l'assessore alla cultura Baraschin stiamo predisponendo un piano di sostegno a tutte le attività dei centri estivi organizzati dalle scuole, dall'asilo nido comunale, dalle parrocchie, il CREST, piuttosto che dalle scuole paritarie che hanno una loro gamma di proposte. Non è una cosa semplice perché vi sono modalità organizzative nuove che tengono conto delle indicazioni sanitarie e quindi fino ai 5 anni serve un adulto che segue un gruppetto massimo di 5 alunni, fino all'età di 10-11 anni serve un adulto per gruppetti da 7 alunni, oltre dagli 11 ai 17 anni un adulto per 10 ragazzi. Allora, questo rende ovviamente l'operazione dei centri estivi più costosa, di qui l'esigenza che gli enti locali diano una mano ai promotori. Ci stiamo organizzando, lunedì porterò in giunta una proposta che andrà a riassumere tutte queste iniziative, con il sostegno che sarà necessario garantire. Sindaco, un'altra domanda era, insomma, avete trovato un po' un accordo per quanto riguarda il palio? Non avevo alcun dubbio al riguardo. Riassumo la vicenda perché ha attirato molto l'attenzione della stampa, ma dico una cosa, quando si è in famiglia ogni tanto anche una litigata fa bene per chiarirsi le idee, no? E io avevo convocato giovedì scorso il COC, cioè il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile, per esaminare una serie di cose, fra queste anche i 2 grandi eventi che di solito caratterizzano l'estate montebellunese. Il primo tipo di evento è quello dei giovedì musicali, che vedono le piazze occupate da gruppi musicali e attraversate da molti cittadini che vanno a fare lo shopping. Di solito si tratta di grandi vasche di persone con 10.000-15.000 presenze. Allora, era chiaro che con le regole attuali questo tipo di manifestazione non poteva e non può essere organizzata. Per il palio purtroppo vale la stessa cosa. Con le regole che oggi sono vigenti è impossibile organizzare una manifestazione che muove nel momento clou della gara anche 20.000 persone contemporaneamente. Ma mentre per i giovedì musicali avevamo detto che non si potevano più fare anche perché la tempistica ormai era troppo stretta, per il palio rimaneva aperto uno spiraglio, visto che si attende per la metà di luglio una nuova disposizione da parte del governo. Si tratterà di capire se saranno sciolte le riserve oppure no. Venerdì ho detto questo ai giornali, sono apparsi gli articoli e il giorno dopo, sabato, il presidente Palumbo, che è giovane e carico di entusiasmo, ha lanciato un appello dicendo: ma sindaco, vuoi o non vuoi fare il palio? Domenica gli ha risposto dicendo: qua non si tratta se si vuole o non si vuole fare il palio, ma se si può o non si può. È chiaro che io vorrei fare il palio. L'ho sostenuto per 13 anni da assessore alla cultura e al turismo e allo sport della provincia di Treviso. L'ho sostenuto in questi 9 anni da sindaco e peraltro per me sarebbe l'ultima grande kermesse in questa veste. E quindi mi spiacerebbe moltissimo non poter vedere il palio, che è una manifestazione straordinaria che aggrega tutte le frazioni della città. Anzi, è una manifestazione che ha dato una identità alla città, trasformando la sua molteplicità in un elemento di arricchimento e non di frattura. Purtroppo noi dobbiamo fare i conti con le regole sanitarie. Ho rappresentato le caratteristiche organizzative del palio all'USL. Lunedì ci è arrivato il parere dell'ufficio igiene che non è favorevole, salvo evoluzioni positive, nel senso di venir meno della pandemia, che però potranno essere registrate solo fra un mese e mezzo. Martedì è venuto a trovarmi Palumbo, cioè ieri, ci siamo fatti una chiacchierata e abbiamo convenuto che la salute viene prima di tutto e che è compito non solo del sindaco, che è autorità sanitaria, ma anche del presidente del palio garantire che vengano rispettate le regole. E con le regole di oggi purtroppo il palio non si può fare. Tuttavia abbiamo convenuto sul fatto che c'è ancora un mese di fronte e quindi potrebbe esserci qualche sorpresa positiva. Quindi abbiamo deciso che gli atleti continueranno a fare gli allenamenti, al momento senza spinta del carro che obbliga gli atleti a stare troppo ravvicinati, ma continueranno a prepararsi dal punto di vista atletico
e ci terremo in contatto settimana dopo settimana per vedere l'evoluzione della situazione epidemiologica. Nel caso l'evoluzione fosse favorevole, è chiaro che ci ritroveremo e studieremo le modalità per svolgere il Palio comunque con criteri di sicurezza. Se invece fosse purtroppo confermata la situazione attuale, sappiamo tutti che per dovere e responsabilità siamo chiamati a pensare a una sospensione per quest'anno. E sarei estremamente spiaciuto, come ne sarebbe spiaciuto Palumbo e tutti gli altri amici delle contrade. Però il principio di responsabilità, quando è in gioco la salute dei cittadini, prevale sulle altre considerazioni. Noi conserviamo un po' di speranza. Fra un mese tireremo le somme. Intanto la macchina organizzativa va avanti, anche perché in ogni caso quello che si sta preparando, se non potrà essere utilizzato quest'anno, potrà essere utilizzato nel 2021. Comunque, quindi siamo in attesa di chiarimenti, ma abbiamo concluso con una stretta di mano virtuale e un prosecco seguendo le migliori tradizioni venete. Insomma, non è proprio comunque, insomma, potrebbe esserci una speranza, diciamo, per luglio, almeno fine luglio, insomma, di poter fare il Palio, ovviamente in attesa di capire che cosa accadrà, ovviamente. Insomma, una speranza ancora c'è. Sì, teniamo accesa la fiammella perché, ripeto, un evento che è anche difficile da raccontare in poche parole, perché Montebelluna nasce con un cuore artificiale nel 1870, quando l'allora municipalità pensò di portare il mercato dal Montelletto a valle, disegnando una serie di piazze che non erano circondate da edifici. Il progettista di allora, Dallarmi, con un gesto di grandissima lungimiranza urbanistica, predispose gli spazi per gli edifici che poi sorsero in fase successiva. Resta il fatto che la città è articolata in 11 frazioni e il Palio ha trasformato in contrade, rendendole elementi che convergono in modo univoco nel definire l'identità della città, in una gara che non prevede una reale contrapposizione fra le frazioni, ma una condivisione di uno sforzo comune nella stessa direzione, per cui che uno vinca o che uno perda, la festa è la stessa. Bene, Sindaco, un'altra cosa, sa che adesso insomma si possono riorganizzare anche insomma le Proco, possono riorganizzare le sagre, anche se ovviamente sempre tenendo conto delle misure di sicurezza. Lì da voi com'è la situazione in questo senso? Allora, coloro che stanno promuovendo le sagre si stanno muovendo cercando di capire quali sono le nuove condizioni. E sono condizioni che evidentemente cambiano le modalità organizzative. Tenere 1 metro di distanza fra l'una e l'altra persona diventa una sfida. Non ci potrà essere uno spazio per persone che danzano, ci potrà essere uno spettacolo su un palco, ma i cittadini dovranno rimanere seduti a tavola. Leggevo l'altro giorno che il presidente regionale dell'Umpli, Follador, parlava anche della possibilità di fare sagre a numero chiuso e su prenotazione, evidentemente per cercare di evitare aggregazioni di persone che potrebbero diventare non gestibili. La voglia di lavorare per far sì che la gente torni a aggregarsi c'è, però sappiamo che dobbiamo farlo nel rispetto delle regole di sicurezza. Non dimentichiamo che veniamo da 3 mesi di lockdown, perché oggi si usano solo termini inglesi, cioè di confinamento a casa, così ci esprimiamo in una maniera più comprensibile. Siamo stati ai domiciliari e giustamente al fine di garantire la riduzione della propagazione del virus, soprattutto per tutelare le persone anziane e immunodepresse. La Regione ha cercato di gestire questa cosa con grande rigore ed equilibrio. Mi pare che i risultati siano arrivati, ci stanno premiando. Ormai a Montebelluna da 3 settimane non abbiamo nuovi casi. Questo però non significa che vada sottovalutato il virus, perché comunque il SARS-2/CoV-2, che poi corrisponde, come in termini tecnici mi spiegano i medici, come malattia alla sigla Covid-19, è un'influenza. E quando parliamo di coronavirus dobbiamo ricordarci che tutte le influenze che abbiamo conosciuto negli ultimi 30 anni portano a questa etichetta. E quindi c'è un periodo di latenza nel periodo estivo, però poi sappiamo che le influenze tendono a ripresentarsi nel periodo autunnale e invernale. Io spero, come tutti, che il virus perda forza, non si ripresenti, però dobbiamo essere preparati a affrontare una situazione che continua a rimanere non normale. Questa non è la normalità.
Questa è una fase ancora di transizione che ci richiede di usare accorgimenti come la distanza interpersonale di almeno 1 metro, se si corre e si fa attività atletica almeno di 2 metri, è consigliabile portare con sé degli igienizzanti o di utilizzare quelli dei luoghi pubblici, dei locali pubblici quando si entra, è importante portare la mascherina quando si è in spazi chiusi, in altre parole rispettare quegli indirizzi di igiene che ci hanno consentito finora di limitare l'azione del virus. Sicuramente, Sindaco, questa pandemia ha sicuramente cambiato e stravolto le abitudini di tutti, ovviamente. È una pandemia che mette sotto discussione un modello di sviluppo che avevamo pensato che fosse irreversibile e mette sotto processo anche quella specie di ibris, cioè di follia tecnologica che ci ha travolto, di esaltazione tecnologica che ci ha travolto. Noi negli ultimi anni abbiamo dato vita di fatto a una grande cosmopoli, passatemi questo termine, no? Tutte le città principali, ma anche quelle secondarie, sono interconnesse dai voli aerei che sono diventati spesso low cost, e quindi è pensabile di spostarsi da una parte all'altra di un continente o da un continente all'altro in poche ore e a costi tutto sommato ragionevoli. Piccolo problema, ci si è dimenticati che quando le persone si spostano portano con sé le loro idee, il loro patrimonio di esperienza, i loro sentimenti, le loro risorse finanziarie, ma ahimè, se sono ammalate, anche i loro virus. Allora, evidentemente il sistema globale non era preparato. Attenzione, noi a livello nazionale avevamo tutta una serie di manuali della protezione civile predisposti per affrontare tutte le emergenze, alluvioni, terremoti, comprese le pandemie. Qualcosa non ha funzionato. Questa vicenda che ci ha visto travolti dal virus oggi ci porta a interrogarci sulle modalità con le quali è opportuno riattrezzarci per affrontare altre future possibili pandemie, perché le dobbiamo mettere nel conto. A me viene da ridere quando sento qualcuno dire che Bill Gates fu profeta nel 2015, quando partecipò a un convegno del TEDx e disse che la futura minaccia sarebbero state le pandemie legate ai virus. Attenzione, nei 40 anni precedenti tutta una serie di scrittori di fantascienza ne avevano già scritto abbondantemente. Sapete che gli scrittori di fantascienza molto spesso anticipano la realtà, no? Partendo dai dati della conoscenza scientifica. È evidente che oggi dobbiamo fare i conti con una serie di tematiche che prima avevamo sottovalutato. La tutela della salute, il controllo delle persone che si muovono non solo dal punto di vista della loro identità, della loro fedina penale, ma anche delle loro condizioni di salute. Abbiamo capito che più le aree urbane sono dense e più è facile che vi sia una propagazione del virus. Meno sono dense le aree urbane e meno facile è che il virus si propaghi. Abbiamo capito che la diffusione del virus impatta in maniera anche pesantissima su sistemi economici molto delicati e complessi come il nostro, perché dopo i 3 mesi di chiusura adesso le attività sono ripartite, ma non col ritmo e il volume di prima. Io conosco ristoratori che piangono lacrime amare perché hanno 1/3 dei clienti che avevano prima. Vi sono imprese che stavano lavorando per l'autunno-inverno e hanno perso il tempo che di solito era necessario per programmare le loro attività a questo scopo. Abbiamo i magazzini carichi di merce invenduta e questo dimostra come la società che abbiamo creato è molto complessa ed è caratterizzata dall'interdipendenza di tutti i fattori. E quindi ragionamenti semplicistici sul piano del funzionamento della macchina economica non sono più possibili e proprio l'esperienza della pandemia ce lo dimostra. La dimensione della salute alla fine ha dei riflessi sul funzionamento del sistema economico. Il funzionamento del sistema economico e della salute impatta con una politica che dovrebbe essere improntata di più al senso della responsabilità e della professionalità. E chiudo proprio con questa riflessione. Troppe sono state le incertezze che si sono avute a livello governativo in fase iniziale. Io sono rimasto esterrefatto come sindaco e molti miei colleghi sindaci hanno vissuto questa esperienza di fronte a provvedimenti che all'inizio erano palesemente contraddittori. Ricordo solo questo aspetto. Da un lato ci si imponeva, uno dei primi DPCM, di tenere a casa gli studenti da scuola, ma dall'altro si consentiva ai medesimi studenti di andare nelle palestre a sudare, a far fatica, a fare sport di contatto. Contraddizioni che sono state rimosse progressivamente, ma che però hanno dimostrato una fragilità
della politica italiana. Forse dovremmo ritornare al concetto di cursus honorum, cioè l'idea che quando si arriva ai massimi livelli del governo del paese bisogna avere alle spalle una preparazione. Basta con l'idea dilettantistica che debba essere un elemento di vanto per uno che si presenta in campagna elettorale e dire io non ho mai fatto politica. Siccome va a farsi operare per problemi di cuore, non credo che possa essere molto felice se il medico gli dice ma guarda io sono un medico dilettante, finora mi sono occupato di altre cose. Certo. Sindaco, la ringrazio, grazie davvero. Grazie a voi, anche perché avete fatto in questi mesi un grande lavoro a servizio della comunità, dando informazioni ai cittadini. Spesso avevano bisogno di avere una informazione in presa diretta, come si suol dire. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a lei. Grazie Sindaco. Dunque, ora, se abbiamo un attimo di tempo, vorrei farvi sentire le parole di Enrico Cappelletti, candidato 5 Stelle, candidato a governatore, che parla della Pedemontana bloccata. Vediamo, ecco qui. In realtà è l'esempio di come non deve essere realizzata un'opera pubblica, e questo per almeno 3 ragioni. Innanzitutto perché i costi sono saliti alle stelle. Da un'opera di poco più di 2 miliardi di euro siamo arrivati a un'opera di oltre 13 miliardi di euro. Poi i tempi si sono dilatati, la consegna doveva essere già a settembre di quest'anno, ma probabilmente non sarà finita nell'anno prossimo, nell'anno successivo. E infine i pedaggi. Come se non fosse abbastanza sostenere i costi di realizzazione dell'opera, i cittadini dovranno poi pagare i pedaggi più cari d'Europa. Ora, noi ci siamo sempre dichiarati per l'utilità di un'infrastruttura di questo tipo, ma contro un progetto faraonico fatto apposta per moltiplicare i costi. Se sarò Presidente della Regione, la Convenzione economica e finanziaria dovrà essere uno dei primi contratti sottoposto a revisione per cancellare tutte le clausole che sono unidirezionali a favore del concessionario privato e ripristinare un equilibrio tra interesse pubblico e interesse privato nella realizzazione di quest'opera. Dunque queste le parole le avete sentite di Enrico Cappelletti, candidato governatore del Veneto del Movimento 5 Stelle. Ed ora parliamo invece ancora di scuola, perché sentite le parole di Federico D'Incà, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Oggi ha detto quasi 28 milioni di euro messi a disposizione dal Governo alle scuole del Veneto per la sicurezza e la protezione degli ambienti scolastici per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020-2021. È la dimostrazione dell'attenzione nei confronti degli studenti, degli insegnanti e di tutto il personale che opera all'interno degli istituti, vista la situazione di emergenza legata al coronavirus. Per quanto riguarda gli esami di maturità iniziati oggi, precisa D'Incà, sono stati messi a disposizione 2.170.000 euro a livello provinciale, 160 milioni di euro sono stati destinati a Belluno e poi così via per tutte le altre province. Dunque queste dunque le notizie, ed ora guardiamo se abbiamo ancora un attimo di tempo. Invece quanto dice relativamente all'esame di maturità il sindaco di Padova, Giordani, vediamo. Cambieranno le regole, cambiano le regole, non è fattibile, non ci sono gli insegnanti, non c'è lo spazio, non sono le scuole. Qualcuno, senza fare su, Roma, deve prendersi le responsabilità, deve smettere di giocare. È lapidario il sindaco di Padova Sergio Giordani: o si cambiano le regole o così come sono è quasi impossibile riaprire le scuole. Non ci sono spazi né personale. Il primo cittadino chiede un intervento da parte del governo. A livello locale le istituzioni stanno lavorando ad un piano della mobilità che sia sostenibile con gli ingressi sfalsati degli istituti padovani. Il settore mobilità sta facendo l'affrazionamento degli ingressi in aula. Avremo a breve col provveditorato e con il prefetto un incontro per cercare di stabilire come fare. Mi spiego, ogni preside può in maniera personale definire l'orario, che non è appunto facile fare queste cose. Cercheremo la collaborazione del prefetto e del provveditorato per cercare di fare il distanziamento per quanto riguarda la partenza, ma non solo per la scuola, anche per gli uffici pubblici, per le aziende.
oppure cambiano il discorso delle strutture di trasporto. Siamo arrivati alla pubblicità, però prima della pubblicità volevo leggervi il bollettino regionale che è arrivato in questo momento, il bollettino serale. Sono 0 contagi in regione rispetto a questa mattina, dunque mentre sono 667, quindi diminuisce il numero dei casi attualmente positivi nel Veneto, 834 invece le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i ricoveri sono 249, 12 si trovano in terapia intensiva, uno solo di questi 12 risulta positivo. 4 purtroppo ancora i decessi rispetto a questa mattina. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio con questa edizione straordinaria. Sono arrivati anche i dati relativi ai dati a livello nazionale. Dice torna a salire il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia con un incremento di 329 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 210. Il dato della Protezione Civile comprende attualmente i positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagi sono 242 in più, pari al 73,5% dell'aumento odierno in Italia. Dunque questi i dati per quanto riguarda il livello nazionale. Io vedo già sul nostro schermo l'assessore Elena Donazzan. Buon pomeriggio. Buonasera. Assessore. Buonasera. Buonasera a lei. Dunque, oggi iniziati finalmente gli esami di maturità, unica prova. Lei però ha già detto questa prova è sminuente. Sì, perché un esame fatto in questo modo non dà l'idea dell'impegno, non dà l'idea del termine di un percorso, sia l'esame di Stato della quinta superiore, che è stato un po' derubricato ad un colloquio veloce, questa è stata un po' l'impressione. Dall'altra, addirittura per le terze medie, neanche un minimo di ritualità. E ai ragazzi come facciamo a dire che l'impegno che hanno profuso in questi mesi difficili ha poi avuto un compimento, una valutazione, e poi passano ad un altro viaggio nella vita, che è il percorso successivo. Per questo ho definito un esame così, che ha un po' svilito, è stato sminuito il ruolo, è stato svilito l'impegno. Però adesso insomma, a parte la maturità ormai che rimarrà sicuramente alla storia per essere stata una maturità diversa, oggi il Presidente Zaia ha parlato delle linee guida per il rientro nelle scuole a settembre. Anche in questo caso insomma c'è qualche preoccupazione. C'è qualche preoccupazione, soprattutto mi permetta di dire nei confronti della poca chiarezza che ancora una volta il Ministero dell'Istruzione ha ai noi, perché nei diversi momenti di confronto che stiamo avendo, e guardi sono veramente continui, sia sul fronte dell'edilizia scolastica, quindi degli spazi, sia sul fronte delle modalità con cui si dovrà rientrare, quindi distanziamenti, ma anche didattica, ma metodologie, ma programmi, perché non è che si può pensare che non si tocchino i programmi e non si rivedano rispetto al fatto che quest'anno abbiamo perduto larga parte della formazione. E invece ci sono poche idee confuse. Allora, come abbiamo voluto in questi mesi, anche quando abbiamo parlato di attività economiche, il Veneto prova a fare un passo avanti, e non sono forzature, sono la volontà di mettere a fattore comune per l'Italia intera la nostra capacità e anche i nostri suggerimenti. Alle volte questi suggerimenti vengono accolti, altre volte c'è un'ostilità preconcetta sulla scuola, perché il Ministero non riesce ad avere così una visione, e lo ha dimostrato non volendo riaprire a fine maggio, a giugno, avendo poca certezza anche di come si aprirà a settembre. Non vuole nemmeno prendere i nostri suggerimenti. Allora il Presidente Zaia oggi ha semplicemente illustrato quelle che sono state le linee che il Veneto ha portato all'attenzione delle altre regioni, e le regioni italiane tutte hanno accolto. Senta, un'altra domanda invece relativa alla tanto attesa facoltà di medicina a Treviso, per cui insomma sembra che si sia un po' arenato in questo momento l'iter.
Io la trovo questa una cosa di difficile spiegazione, cioè abbiamo bisogno di medici, sì, si è rilevato che il fabbisogno dei medici è fondamentale e ha bisogno quindi di nuovi posti, sì. La facoltà di medicina, l'Università di Padova si sono messe a disposizione nella loro autonomia, perché non stiamo parlando di un corso diverso che ha bisogno di autorizzazioni dal Ministero dell'Università e della Ricerca, oggi Ministero della Ricerca e dell'Università, ma è nell'autonomia dell'Università di Padova. Padova ha detto di sì perché il governo ha impugnato, credo solo per un braccio di ferro con la Regione Veneto. Ecco, il Presidente ha detto agli studenti: voi iscrivetevi perché la Regione non indietreggia sicuramente. E fa bene il Presidente, perché abbiamo fatto la cosa giusta nell'aprire questo corso in quel di Treviso, ma un altro corso probabilmente ci sarebbe bisogno di più studenti capaci di poter superare gli esami e passare a diventare bravi medici, perché abbiamo bisogno di più medici. Molti sono andati in pensione, abbiamo visto che anche la riduzione del personale in questa crisi sanitaria ha avuto anche un appesantimento per coloro che erano in forze e che non potevano né scioperare, né darsi malati, né pretendere le giuste doverose ferie, ma qualcuno ha rinunciato alle ore di riposo. Perché tutto questo è già stato dimenticato? Solo per la velleità del governo di dire il Veneto ha fatto questo, non se lo può permettere? Questo è sbagliato. Quindi insomma la Regione comunque andrà avanti, non si fermerà, non lascerà insomma questa cosa che è importante per Treviso, sicuramente non solo per Treviso. Ha detto bene, non è importante solo per Treviso, è importante per tutto il Veneto e per tutta la sanità del Veneto, è importante per quei giovani che si iscriveranno alla facoltà, quindi noi non indietreggeremo. Ecco, un'altra domanda che le volevo chiedere riguardava invece le elezioni. Adesso c'era il problema, le elezioni che potrebbero arrivare nel momento in cui iniziano ovviamente anche le scuole, e da più parti insomma si chiede che non ci siano, insomma non vengano sospese le elezioni scolastiche per le elezioni. È molto semplice la risposta, sa, io l'ho già detto un mese fa e lo ribadisco perché vedo che questo mio dire sta trovando largo consenso. Perché si deve votare in una scuola? Dove sta scritto? Dov'è scritto è sempre stato così e non si può cambiare? Io credo che ci siano tanti spazi, ci sono tutti i luoghi pubblici dei comuni, ci sono le circoscrizioni nelle città, ci sono gli oratori, ci sono le palestre, si può votare ovunque, non occorre votare nella scuola. Certo. Senta, invece a livello politico, Matteo Salvini ha detto insomma benvengano gli alleati, ma ovviamente tutti concordi sull'autonomia. Questo non occorre ripeterlo, l'abbiamo già scritto, abbiamo scritto tutti, Fratelli d'Italia, ma tutto il centrodestra unito, Fratelli d'Italia tra questi, il programma di governo prima di andare alle elezioni Camera e Senato, quindi del Parlamento, del rinnovo del Parlamento. Nel documento programmatico che avrebbe dovuto vedere il centrodestra unito al governo e che poi invece ha visto la Lega andare a governare con i 5 Stelle, era scritto che ci si impegnava, una volta arrivati in Parlamento, a dare finalmente concretezza alla battaglia dell'autonomia, scritta come federalismo delle regioni, nell'ottica di una unità della nazione. Ed è esattamente quello l'impegno che ci eravamo presi e che ci prendiamo tutti i giorni. Guardi, io ricordo a me stessa che il primo atto di autonomia nella scuola lo scrissi io ed era il 2007, quindi sono autonomista convinta, soprattutto nell'ambito dell'istruzione. Avremmo certamente fatto meglio di quello a cui abbiamo assistito. Ma per tornare al punto, l'autonomia non è stata osteggiata da Fratelli d'Italia o Forza Italia, l'autonomia è stata osteggiata dagli alleati che la Lega aveva scelto di avere quando è andato al governo con i 5 Stelle. Quindi noi la battaglia dell'autonomia la facciamo non perché minacciati, ma perché il popolo veneto è andato a votare in modo molto trasversale e non è una battaglia solo di un partito.
Ecco, Assessore, io vorrei tornare un attimo solo alla maturità, perché oggi siamo andati a sentire un po' in tutte le città, insomma, ovviamente come stava andando gli studenti, e abbiamo sentito più di uno studente che ci diceva che ha deciso di iscriversi all'università all'estero perché, ad esempio, in alcuni paesi, ad esempio per la medicina, non c'è il famoso esame, che poi è un ostacolo grosso per i ragazzi. E l'abbiamo sentito da più ragazzi e in più scuole, e ha fatto un po' pensare questo, perché anche in Italia, come lei ha già detto più volte, insomma, c'è una grande mancanza di medici. C'è una mancanza di medici e il test che viene fatto non piace nemmeno a me, ma per il contenuto. Io non sono contraria al numero chiuso, io sono a favore del numero chiuso, ma è un numero chiuso che va allargato, perché il fabbisogno deve essere maggiore. Non si può togliere il numero chiuso, altrimenti mi spiegate come un bravo medico professore può formare un bravo studente che diventerà un bravo medico, ci auguriamo. Quando si è in una stanza, no, con magari 300 studenti, la teoria veramente diventa una teoria, e invece la medicina deve essere qualcosa di molto più approfondito e anche molto più seguito. Quindi il numero chiuso va allargato, ma non va tolto. Dall'altra parte il test di accesso alle volte è un test generalista che, insomma, se estraessimo a sorte sarebbe la stessa cosa. Io sono contraria, dovrebbe essere un test che dovrebbe afferire esattamente le materie che poi si studieranno, quindi la biologia, la chimica, la fisica, perché questa poi è la base anche della medicina. Ecco, domani, secondo giorno di questa prova di maturità, se dovesse dire qualcosa agli studenti che stanno andando a fare, insomma, quest'ultimo iter dei loro 5 anni scolastici. Intanto grazie di darmi questa opportunità. Io ho scritto proprio un messaggio a tutti i maturandi e anche ai ragazzi delle scuole della formazione professionale che devono fare l'esame per la terza e per la quarta, quindi il diploma. Dico loro che gli esami nella vita ci saranno sempre, che anche se questo è semplificato deve essere preso con grande serietà, perché è una tappa della vita. Nella vita non troveranno qualcuno che gli dirà mesi prima: tranquilli, siete promossi tutti, oppure ci vediamo a settembre. Nella vita troveranno coloro che gli diranno: passa questo esame, dimostrami che sei in grado. E allora i nostri ragazzi, che io trovo veramente la ricchezza della nazione, sulla quale senza retorica dobbiamo veramente investire, e che avranno una vita diversa da quella che avevamo immaginato noi, dico: fate questo esame, passatelo bene, passatelo con consapevolezza, perché è un momento importante, anche se ve l'hanno reso un pochino meno pesante, però sappiate che sarà solo il primo dei tanti esami che faremo. Grazie davvero, Assessore. L'ultima domanda invece volevo chiederle, insomma, Prego. Abbiamo sentito invece che da un punto di vista invece economico la situazione è davvero più difficile, si sta cercando di ripartire, si riparte, ma insomma le difficoltà, sentiamo, sono davvero tante, e, insomma, ci sono veramente ancora commercianti, ristoratori che ancora non decidono, insomma, di ripartire e di riaprire. Ma perché o noi aiutiamo veramente le imprese, ma allora vuol dire per esempio sospendere le tasse, perché tanto le entrate non ce ne saranno. Io non so con cosa pensano al governo di fare le diverse operazioni che hanno avuto in mente, ma tasse non ce ne saranno, perché è una depressione talmente pesante sotto l'aspetto economico che noi dovremmo solo pensare di alleggerire, perché la speranza che abbiamo è che le imprese private tornino a vivere e tornino a lavorare. Invece mi pare che non ci sia questa mentalità, e questo mi addolora, perché più che il Covid io mi sto preoccupando della politica, cioè una politica che non ha compreso per niente di che cosa hanno bisogno le nostre imprese. Le nostre imprese hanno bisogno di sospendere la tassazione, certamente per quest'anno, hanno bisogno di soldi veri, non di prestiti continui, e se sono dei prestiti devono essere molto lunghi, e poi hanno bisogno di essere aiutate e accompagnate. Guardi, sono 2 le grandi famiglie su cui bisognerebbe lavorare e invece sono lasciate un po' sullo sfondo: il turismo, perché noi viviamo di questo, l'Italia vive di questo, e l'internazionalizzazione, l'export delle nostre imprese manifatturiere. Abbiamo bisogno di aiuti, non solo di grandi decreti rilanci che non hanno da rilanciare quasi niente.
Assessore, la ringrazio, grazie davvero per aver accettato il nostro invito e grazie per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro Assessore. Buona serata. Grazie, buona serata. Siamo arrivati al termine di questa edizione straordinaria. Volevo solo leggere le parole di Luca Zaia per quanto riguarda la curva dei contagi, che dicono insomma una curva che si è un po' rallentata. Dice: in queste ore la preoccupazione è legata al fatto che la curva continua il calo, ma non con la stessa accelerazione di prima, per molteplici motivazioni. Qualcuno definisce questa recrudescenza come quella di Pechino, ma non è così. L'ha sottolineato proprio questa mattina il presidente della regione Zaia nel punto stampa, e dice: certamente non bisogna abbassare la guardia, ha aggiunto, continuando ad applicare le direttive e le condizioni minime consigliate. Queste dunque erano le parole del presidente Zaia, quindi insomma bisogna continuare a mantenere assolutamente le distanze di sicurezza, a mantenere tutte le misure insomma di sicurezza, insomma, per evitare che questo contagio possa magari allargarsi. Siamo arrivati al termine di questa edizione straordinaria. Io vi lascio, vi do appuntamento fra pochi minuti per il Telegiornale del Veneto. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci.